È un premio particolare non legato a risultati sportivi, anche se alla fine i risultati sono legati in un certo e qual senso, perché il calcio siciliano non è soltanto spinto dalle decine di club che lo rappresentano nei vari campionati, ma da qualche anno da una vera e propria rappresentativa. Tra mille difficoltà e anche un po' di scetticismo, i primi risultati fanno capire che si tratta di una realtà di tutto rispetto, pronta a spiccare il volo e a ribadire che il calcio siciliano può dire la sua senza confini. Noi richiamiamo Marco Mineo per consegnare il premio, d'altronde sei il padrone di casa, quindi qual- esatto, ci penseremo per la terza edizione e chiamiamo gli esponenti della nazionale siciliana, guidati dal segretario Fabio Petrucci. Ciao. Marco, dai il microfono a uno dei tuoi. Noi ci siamo così fregiati in un certo senso di accompagnare insieme ai colleghi della Wii Sport il cammino della nazionale siciliana. Ormai seconda partita, seconda vittoria, il livello sale e sale anche di conseguenza l'interesse generale. Allora, mi sentite? Buonasera a tutti, intanto grazie per questo premio. Sì, il livello sale. Io credo che con questa vittoria che abbiamo ottenuto contro la selezione della Corsica, che schierava in campo calciatori della Ligue 1 e della Ligue 2 francese, abbiamo dimostrato che il calcio siciliano, anche nel suo livello dilettantistico, perché la nostra selezione era composta esclusi 5-6 atleti da tutti i giocatori di Serie D ed eccellenza siciliana, il calcio siciliano è un calcio competitivo che può dire la sua a livello internazionale, che è più competitivo probabilmente anche di tante selezioni FIFA. Quindi il nostro obiettivo adesso è quello proprio di salire di livello ogni anno, di rappresentare una vetrina per i nostri calciatori, per il nostro calcio in generale, ma anche per la nostra cultura, il nostro territorio e arrivare anche a sfidare, speriamo presto, anche delle nazionali FIFA come già avviene all'estero con l'esempio della Corsica, per esempio, la Catalogna, i Paesi Baschi e tante altre rappresentative appunto del circuito extra FIFA. Ne approfitto perché Fabio mi ha dato l'assist per il bomber. Domenico lo chiamo anche perché Domenico Mistretta ha fatto parte del gruppo. Insomma, far parte, oltre ovviamente alla grande stagione che hai fatto a Sciacca, ti ha consentito di guadagnarti questa convocazione. Cosa si prova a far parte di una rappresentativa della tua regione? No, intanto è stata una cosa bellissima. Ringrazio Mister Marchese per la convocazione. Spero di ripetermi ed essere riconvocato l'anno prossimo e quindi di conseguenza dovrò fare una grande annata. Eravamo veramente un bel gruppo e di fronte c'era una squadra corsa che era veramente forte. Direi che possiamo ringraziare la nazionale siciliana. Ovviamente l'appuntamento è per l'anno prossimo e speriamo di poter consegnare un premio per la terza vittoria. Ancora congratulazioni, un applauso per la nazionale siciliana. Grazie Marco per Ciao. il tuo aiuto. Procediamo.